E ci ha raggiunto nel frattempo Emanuele Prataviera, assessore provinciale di Venezia. Dunque ha sentito anche il consigliere comunale Manente. Sarebbe opportuno fare delle consultazioni. Diciamo una cosa innanzitutto, che sulla città metropolitana c'è molto fumo negli occhi, c'è molta incertezza. Prima abbiamo ribadito nella prima parte del telegiornale che manca lo statuto, c'è una confusione bestiale. La confusione deriva proprio dal fatto che manca lo statuto e che i comuni devono aderirsi il prima possibile, cioè entro 60 giorni, e il fatto di non poter scegliere in coscienza, sapendo benissimo quelli che sono i costi e le opportunità, mette a repentaglio qualsiasi tipo di scelta fatta in cuore sereno. E quindi la nostra battaglia, quella della Lega Nord, è quella di dire no alla città metropolitana fin tanto che non viene scritto lo statuto. Quando viene scritto lo statuto, allora a quel punto i cittadini potranno magari anche essere chiamati ad esprimersi sull'aderire alla città metropolitana o passare di provincia. Ma questo cosa significa? Che nelle città, nelle amministrazioni, nei consigli comunali dove c'è la maggioranza della Lega non verrà votato l'ordine del giorno a favore della città metropolitana? Ma se diciamo la Lega ha una che posizione nettamente contraria. La Lega Nord governa a monocolore solamente Musile di Piave, dove è passata questo tipo di posizione, ma ad esempio Fossata di Piave governa insieme ad altre forze politiche e a liste civiche. A Sandona di Piave è stato chiesto grosso modo la stessa cosa. La posizione della Lega è questa: noi diciamo no fin tanto che, perché non capiamo, la città metropolitana è stata istituita perché dovrebbe costare meno dell'attuale provincia o dell'insieme delle province. Il risultato è che le province non verranno abolite e la città metropolitana nascerà senza riuscire a capire quanto costerà effettivamente ai cittadini. Allora capiamo quanto costa, capiamo cosa fa e soprattutto non deleghiamo nelle mani di una persona non eletta dai cittadini la possibilità di poter scegliere in ambiti molto importanti. Anche perché la prospettiva sembra questa. Le faccio un'ultima domanda, se può rispondere in 30 secondi gentilmente. Perché gli esponenti politici del centro-sinistra sono così convinti, più convinti certamente di quelli del centrodestra, di aderire alla città metropolitana? Se l'è chiesto lei? Ma io me lo sono chiesto, non credo che dipenda molto dal fatto che Orsoni corrisponda a quel colore politico, ma io credo che di democratico oramai il PD abbia solamente il nome e questo credo che sia sì. Purtroppo sì, non riesco a capire quando si dice è un'opportunità e tutti osannano questa opportunità, poi quando gli si chiede qual è la reale opportunità per il cittadino, non per i politici, per il cittadino qual è la reale opportunità non si sa rispondere e quindi non lo so, dovrete purtroppo chiederlo a loro perché sono così convinti. Ringraziamo Emanuele Prataviera, andiamo avanti.